Salute a tutti e bentornati alla terza puntata di questo corso online di Friulano. Le volte precedenti noi abbiamo parlato della lingua friulana e delle sue varianti, oggi iniziamo a parlare invece di legislazione. Quindi con oggi cominciamo a vedere qualcosa di più specifico che riguarda le norme che regolano l'uso, la tutela della lingua friulana. Ma prima di cominciare vorrei fare una piccola carrellata su quella che è la situazione internazionale, perché noi ovviamente siamo focalizzati sul caso Friuli e quindi sull'Italia, ma in realtà il discorso delle lingue minoritarie cosiddette o regionali è un discorso che riguarda un po' tutto il mondo e, andando un po' più nel piccolo, tutta l'Europa. Perciò vediamo qualche situazione fuori d'Italia. Cominciamo per esempio con la Spagna, uno dei casi più conosciuti, più noti, anche perché c'è stato qualche anno fa il discorso dell'indipendentismo catalano. Bene, allora, la Spagna è una grande comunità dove c'è una lingua fondamentale, la più diffusa di tutte, che è il castigliano, che è il cosiddetto spagnolo, quello che noi comunemente chiamiamo spagnolo. Ma in realtà esistono varie comunità linguistiche minori che sono ugualmente tutelate e riconosciute. Ecco, vi propongo una slide in cui sono esposte queste zone linguistiche. Vedendo sulla destra, vedete in arancione, è evidenziata la zona in cui si parla il catalano, quindi diciamo è la zona di Barcellona, ma anche delle Baleari e di Valencia. A nord, quell'arancione chiarino, è la zona dove si parla l'aragonese. In grigio, sempre a nord, è la zona del basco. Il basco che è una lingua molto diversa dalle altre perché non è una lingua indoeuropea, è una lingua di origine ancora sconosciuta. Dopo sulla sinistra invece il verdolino è indicata la zona in cui si parla l'asturiano e in celeste la zona del galiziano o gallego, che è una parlata molto simile al portoghese. Tutte queste lingue minoritarie sono tutelate, alcune sono addirittura co-ufficiali. Adesso passiamo un attimo a vedere la situazione in Germania. La Germania è una situazione per noi un po' insolita, curiosa, perché diciamo, abbiamo un po' l'impressione che essendo una nazione diciamo, fortemente marcata dal punto di vista etnico e poi il tedesco è parlatissimo in Europa, diciamo, possiamo immaginarci che sia abbastanza omogeneo e comune l'uso del tedesco. In realtà esistono anche qui delle minoranze linguistiche, le vediamo in questa slide. Le principali, vedete in alto a nord, sulla sinistra indicata nella slide, c'è il frisone evidenziato con un colore bruno. Il frisone che è una lingua particolare in forte recessione, mentre a nord, indicato in arancione, è una zona in cui si parla il danese. Sulla destra vediamo indicato una piccola macchia arancione scura, che è la zona dove si parla il sorabo. Questa invece forse a qualcuno di voi potrà sembrare una cosa strana, curiosa. È una lingua di ceppo slavo che è parlato solo in quella zona e nella una piccola area della vicina Polonia. Prendiamo ancora un caso per fare diciamo un quadro un po' più ampio e prendiamo il caso della Francia. La Francia noi sappiamo che è un paese dove la lingua è un elemento molto importante di identità nazionale. Non a caso in Francia, diciamo, non sono riconosciute ufficialmente lingue minoritarie. Il francese è unica lingua nazionale, però in realtà esistono delle parlate regionali molto ampie e ultimamente diciamo, viene concesse loro delle opportunità, per esempio nell'insegnamento scolastico, nell'uso. Tra queste lingue minoritarie vediamo adesso una slide, ci mostra ovviamente il corso che è parlato nell'isola della Corsica, che è molto simile al nostro sardo, però vediamo sulla destra in verde l'alsaziano, che è una lingua di ceppo germanico, in alto il fiammingo, che è sempre una lingua di ceppo germanico simile all'olandese, a nord-ovest in azzurro il bretone, che è una lingua di ceppo celtico, mentre a sud abbiamo il basco, parlato in una piccola zona di confine, e il catalano, nella zona di confine con la Catalogna naturalmente. Ma anche
all'interno delle stesse lingue, diciamo così, di ceppo francese, abbiamo alcune distinzioni fondamentali, perché abbiamo a nord il francese vero e proprio, quello che era anticamente chiamato la lingua Oïl, mentre a sud, qui lo vedete nella cartina evidenziato in arancione tenue, c'è l'occitano, cioè la lingua d'oc, e invece nella zona della, diciamo così, vicino alla Borgogna, vicino al confine con la Svizzera, si parla il franco-provenzale, che è un'altra lingua ancora. Quindi, come vediamo, anche la situazione in Francia è piuttosto ricca. Io ho portato questi tre esempi che sono anche tutto sommato vicini a noi, ma in Europa la situazione è molto ricca, molto varia. Potrei aver parlato per esempio della Finlandia, dove si parla lo svedese, ma anche il finnico, e nelle regioni settentrionali il lappone. Oppure il caso del Regno Unito, dove si parla l'inglese naturalmente, ma poi lo scozzese in tutte le sue varianti, perché c'è lo Scottish, c'è lo scozzese vero e proprio, e poi c'è la lingua celtica delle Highlands, il gallese e così via. In un contesto così ricco a livello europeo non deve stupire che una iniziativa di tutela delle lingue minoritarie sia stata assunta proprio dagli organi europei. In particolare il documento di riferimento principale è la cosiddetta Carta delle lingue regionali e minoritarie, che è stata redatta dal Consiglio d'Europa. Il documento è stato redatto ancora nel 1992 e tutela proprio le lingue minoritarie regionali, con una lievissima differenza. Le lingue regionali si intendono quelle lingue parlate da minoranze all'interno di un paese, di uno stato, minoranze che si trovano lì, in quella zona. Diciamo per noi è come dire il sardo, il friulano, il ladino. Mentre per lingue minoritarie si intendono quelle lingue parlate all'interno di una nazione, lingue che sono usate in altre nazioni. E per esempio nel caso nostro il tedesco dell'Alto Adige, che è la lingua nazionale della Germania e dell'Austria. In ogni caso i due termini, lingue regionali e lingue minoritarie, sono sempre utilizzati insieme, quindi per evidenziare evidentemente che non c'è differenza a livello pratico per quel che riguarda la tutela delle due forme. La Carta europea delle lingue regionali e minoritarie è stata sottoscritta anche dall'Italia, ma non è stata mai ratificata, quindi l'Italia, diciamo, si trova un po' in mezzo al guado. Non è l'unico Stato, alcuni addirittura non l'hanno neanche mai firmata. Comunque è un documento, diciamo, di principio che propone, intanto pone, scusate, il problema e poi propone una serie di iniziative che gli singoli stati possono adottare. Quindi diciamo è un documento di cornice, un documento di ispirazione per una serie di norme nazionali, poi di attuazione specifica. In Italia, a livello nazionale, la legge di riferimento, lo sappiamo tutti, è la legge 482 del 1999, una legge che stabilisce appunto i criteri per la tutela delle lingue minoritarie. Questa legge ha avuto una gestazione piuttosto lunga e complessa. Perché? Perché in realtà si è iniziato molti anni prima del 1999, però nel percorso è stato molto frastagliato a causa dell'evoluzione politica, della specifica situazione politica che c'era in Italia. Il cammino della legge era iniziato addirittura nella X legislatura, che per noi è come dire l'epoca preistorica della politica, è l'epoca ancora in cui esisteva il pentapartito, per chi ha ricordi dell'epoca, quindi c'era la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista e così via. In quell'occasione, nella X legislatura, la legge arrivò a essere approvata dalla Camera e si fermò quando era a metà del percorso del Senato, semplicemente per una questione di tempi, perché ormai era agli sgoccioli la legislatura, quindi tutto il percorso si fermò. Dopodiché ci fu, diciamo così, una rivoluzione politica. Siamo negli anni 90, è il periodo in cui c'è il crollo della Democrazia Cristiana, in cui nascono nuovi partiti, esplode il fenomeno della Lega Nord, si forma Forza Italia e abbiamo anche poi il caso di Mani Pulite. Quindi abbiamo due legislature molto corte, che durano 2 anni ciascuna, quindi una situazione molto dinamica, molto mossa, che non consentì di produrre alcunché. Si arriva così al 1996, nella XIII legislatura,
quando finalmente il discorso della tutela delle lingue minoritarie viene ripreso in mano, anche diciamo sull'onda della Carta europea di cui abbiamo parlato prima. Nel 1996 è tutto un fiorire di proposte di legge, addirittura ce ne sono in discussione 7 contemporaneamente alla Camera e altrettante al Senato. Naturalmente, in base ai meccanismi legiferativi, viene adottato un testo di riferimento principale, mentre gli altri vengono aggregati. Se qualcuno fosse interessato, esiste una pubblicazione consultabile anche online del Senato che propone tutti gli atti, tutti i passaggi che sono stati alla base della legge 482 e raccoglie proprio tutti, non solo le proposte, ma anche le discussioni e i dibattiti avvenuti nelle commissioni, quindi uno si può fare un'idea molto precisa di quello che accadde. Sta di fatto che viene assunto come testo base la proposta di legge 169 dell'onorevole Corleone. Che cosa diceva questa legge? Adesso vediamo una slide e leggiamo insieme. La proposta di legge, come vediamo, all'articolo 1 dice che la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Qui già vediamo che ci sono degli elementi diversi rispetto all'attuale legge. Intanto vengono nominati per esempio gli zingari, cioè le lingue rom e sinti, che poi in una fase successiva verranno espunti perché si vuole, per le loro caratteristiche, perché si tratta comunque di popolazioni nomadi, quindi non stanziali, per i quali non si possono applicare gli stessi criteri delle altre lingue minoritarie, pensate solo alle difficoltà legate per esempio all'utilizzo della lingua, all'insegnamento della lingua nelle scuole. E queste due parlate, Sinti e Rom, vengono espunte e diciamo si lascia aperta la porta per una successiva iniziativa di legge che però in realtà poi non verrà mai attuata. In questa e nelle altre proposte di legge che poi vengono sommate e vengono unite, vedremo che c'è tutta una evoluzione, una diciamo pure anche confusione nel quel che riguarda le lingue da tutelare, perché a seconda delle proposte ecco che spuntano per esempio i valser, spuntano i cimbri, oppure si parla di lingue slave genericamente senza specificare quali o cose di questo tipo. Addirittura a un certo punto entrano nella legge, entrano anche la lingua piemontese e il veneto. Quindi diciamo abbiamo una situazione un po' dinamica, un po' confusa. Le polemiche nascono anche per quel che riguarda nello specifico il friulano e il sardo, perché non tutti accettano che queste due lingue siano riconosciute tali, vengono considerate dialetti dell'italiano e come tali estranei allo scopo della legge. A questo proposito vorrei proporvi un piccolo passo dell'intervento dell'onorevole Corleone che nell'illustrare la legge spiega perché secondo lui invece il sardo e il friulano sono lingue da tutelare perché devono rientrare in questo corpo di legge. Dice Corleone, diverso è il discorso che riguarda il friulano e il sardo. A questo proposito è bene rilevare che la materia è oggetto di ampio dibattito nel mondo accademico. Quindi sottolineando che appunto se ne discute parecchio. In effetti anche dal punto di vista strettamente linguistico non tutti erano concordi nel ritenere friulano e sardo delle lingue autonome rispetto all'italiano. Facendo riferimento alla relazione Bertoli, egli cita però questo passo. Rispetto alla varietà degli idiomi trattati, le parlate della Sardegna e del Friuli si collocano agli estremi, l'una per la sua forza conservativa del latino e l'altra in quanto non appartenente all'area linguistica italiana ma a quella ladina, o perlomeno in quanto formatasi, quale lingua neolatina, tra l'VIII e il XII secolo, in netta separazione con l'evoluzione dell'area linguistica italiana. E l'onorevole Corleone si sente in dovere anche di evidenziare un passo di natura storica. Il Friuli fino al 1420 era legato al mondo germanico, di qui la sua individualità dovuta a ragioni di isolamento storico rispetto all'area linguistica italiana. Non deve sorprendere che Corleone abbia questa competenza linguistica, nel senso lui stesso ammette, e come è normale che sia, che nella redazione di questa norma si è fatto aiutare da diversi studiosi, tra cui cita anche alcuni friulani, come vediamo proprio nella stessa slide, vedete sulla sinistra evidenziati,
i nomi, ad esempio, di Federico Rossi, Silvana Schiavi Facchin e Adriano Ceschia. La legge fu molto dibattuta perché da diverse parti si sollevarono delle obiezioni di carattere generale, cioè la preoccupazione soprattutto che, aprendo la strada al riconoscimento delle lingue minoritarie, in qualche modo si minasse l'unità nazionale. Ricordiamo che erano gli anni della Lega, dell'indipendentismo, del federalismo. Ecco allora che nel corso del dibattito vengono portate alcune modifiche alla legge, alla proposta di legge iniziale. Innanzitutto una migliore specificazione di quali sono le lingue da tutelare. In questo senso ne vengono riconosciute 12, in particolare il friulano, il ladino, il sardo, ma anche il croato parlato in Italia centrale, il greco parlato in tutta l'Italia meridionale, l'albanese o arberish, il franco-provenzale, l'occitano, il francese e collettivamente le lingue germaniche, dove in questa dicitura si comprendono non solo il tedesco dell'Alto Adige, che è propriamente tedesco, ma anche parlate, diciamo così, di minore quantità, di minore interesse di popolazione, quali sono per esempio il carinziano parlato nelle vallate friulane proprio, quindi Sappada, Sauris, Timau, oppure la lingua parlata dai cimbri, per esempio in Veneto, o così il valser che è parlato nelle pendici del Monte Rosa. Un'altra, diciamo, importante novità è però il fatto che le lingue minoritarie in qualche modo vengono spostate dall'articolo 1 all'articolo 2. Perché? Proprio per evidenziare la difesa dell'unità d'Italia e quindi della predominanza della lingua nazionale. Per cui, per assurdo, la legge di tutela delle lingue minoritarie inizia dichiarando che la lingua nazionale è l'italiano. Sembra un po' un controsenso, ma il motivo lo capiamo, è dovuto alla particolare circostanza in cui questa legge è nata. Altro dettaglio che, volendo evitare il pericolo che nel tempo venissero riconosciute come lingue minoritarie anche le lingue parlate dai gruppi di recente immigrazione, ricordiamo gli anni 90 sono gli anni in cui arrivano in Italia moltissimi albanesi, poi i rumeni, si aprono le frontiere, quindi per evitare un pericolo di questo tipo viene aggiunta la definizione di lingue storiche, nel senso che si sottolinea come la legge vuole tutelare le lingue che storicamente si sono parlate in Italia, quindi che sono presenti in Italia da molti secoli, e solo quelle. Il risultato finale è la legge 482 che vediamo solo brevemente come è strutturato, vediamo l'articolo 1 e l'articolo 2 che cosa dicono con questa slide. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanese, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Questo è il risultato di una gestazione durata moltissimi anni ed è il frutto, diciamo, di un equilibrio tra tendenze diverse, tra preoccupazioni diverse, la tutela delle lingue minoritarie e la necessità di garantire anche a livello ideologico e linguistico l'unità nazionale. In estrema sintesi, la conosciamo la 482, ma quali sono i punti principali di questa legge? Bene, innanzitutto la legge identifica le zone in cui la lingua è tutelata, perché la tutela della lingua si accompagna al riconoscimento di una particolare area territoriale. Possono essere tutelate le lingue minoritarie nelle zone dove sono parlate e dove questa presenza è riconosciuta, stabilisce la legge, dall'amministrazione provinciale. L'iniziativa spetta ai singoli comuni, dove su richiesta di una quota della popolazione, il 15% della popolazione, oppure di una parte del consiglio comunale, si può chiedere alla provincia di essere riconosciuti come territorio di parlata tutelata, di parlata minoritaria, sia l'intero comune sia semplicemente una parte del comune. Altra cosa importante, questa legge riconosce il diritto di insegnare la lingua minoritaria nelle scuole, in particolare nelle scuole dell'infanzia, scuole primarie, cioè elementari, e scuole secondarie di primo grado, cioè le medie per intenderci.
Inoltre, la legge riconosce il diritto degli amministratori, dei rappresentanti dei cittadini, nell'ambito dei consigli comunali e in tutti gli organi collegiali, di esprimersi nella lingua propria. Quindi comunità montane, province, comuni, regioni. Naturalmente questo implica il ricorso a personale in grado di fare da traduzione, da interprete. La legge riconosce poi il diritto per i cittadini di utilizzare la lingua minoritaria anche negli uffici pubblici, quindi nei rapporti con i comuni, ed è il caso che interessa a noi specificamente. La legge fa anche un'operazione di recupero storico quando prevede la possibilità di reintrodurre i nomi e i cognomi delle persone originari, facendo riferimento naturalmente a quella politica di italianizzazione forzata attuata durante il periodo fascista, che portò, tra le altre cose, anche alla italianizzazione dei cognomi, motivo per cui, per esempio, anche nelle nostre aree slave, il cognomi come Princip sono diventati principi o cose di questo tipo. Quindi la possibilità di recuperare la forma originaria per quel che riguarda le persone, ma anche per quel che riguarda i nomi delle località, mantenendo naturalmente quello italiano, quindi da qui nasce la toponomastica bilingue, per cui è possibile i cartelli che indicano i nomi dei paesi che siano scritti in entrambe le lingue, italiano e lingua minoritaria. La legge prevede poi anche che lo Stato stanzi dei fondi annualmente per l'attuazione di questa legge, quindi per dare attuazione a tutto quello che è previsto dalla legge, contributi che vengono assegnati annualmente ai singoli comuni. Nel caso della regione Friuli Venezia Giulia invece vengono assegnati alla regione che poi si occupa di smistarli ai comuni. La legge inoltre prevede la possibilità che la RAI fornisca servizi radio-televisivi nelle lingue minoritarie sulla base di contratti di servizio fatti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o anche con le singole regioni. In conclusione, vediamo qual è la situazione dei comuni riconosciuti a minoranza linguistica friulana nella nostra regione. Come vedete l'area tutelata è quella evidenziata in verde, mentre quella azzurra è quella esclusa, cioè quella dove non è riconosciuta la minoranza linguistica friulana. Possiamo vedere in maniera abbastanza chiara che sono escluse tutte le zone di lingua, fondamentalmente di lingua slovena, quindi le aree dove c'è anche un'altra minoranza linguistica, che è tutta la zona a est del Friuli, sia in provincia di Udine sia in provincia di Trieste, la bassa goriziana e anche l'area occidentale e sud-occidentale della bassa pordenonese. Per curiosità, restano esclusi anche i comuni di Erto e Casso e di Cimolais, nell'Alto Pordenonese, che sono una zona di transizione tra il friulano e il ladino. Bene, abbiamo fatto un piccolo percorso all'interno della legge 482, abbiamo capito come è nata questa legge, quali sono le indicazioni di massima che prevede. Nella prossima puntata vedremo quelle che sono le norme delle leggi regionali invece, così poi potremo passare a vedere l'attuazione pratica dell'insieme del contesto legislativo nel caso nostro del Friuli Venezia Giulia. Alla prossima volta! Mandi e si intornaschi a fevelà dalla lenghe furlane. Finin con voi l'ultimo tocca riguarda così l'ortografia, cioè le lettere che si scrive il furlan, va di bene? Intanto una caratteristiche curiose dal furlan è l'uso dalla Q, la Q di quadri, d'accordo? Q di quadro partalian, scusate, perché per furlan non funziona alla stessa maniera. Per furlan la Q non si dopre, va di bene. Saranno contenti che a scuola sbagliavi sempre a scrivi la Q, la C. Allora, in per furlan dicevi la Q non si dopre, perché vi dico una piccola slide, un'immagine svelte, vi dico per esempio la parola quadri, la parola aquile, si scrive e qualunque altre parole, quattri, si scrive con la C. Però, come sempre che diceva la mia mestre, ogni regola ha la sua eccezione. Alle proprio dut l'eccezione si ten dunque la Q, tes paraulis di origine antiche, che sono noms propris di città o di persone.
Dunque, per esempio, il caso più facile, più immediato è la parola Aquilee. Aquilee si scrive con la Q, ma anche qualche nome di persone, naturalmente di che vivevano in un voltone dall'epoca medievale. Per esempio, il patriarca Marquardt si scrive con la Q, che è per una questione, diciamo così, etimologiche, di coerenza, perché si sempre sta scritto in queste maniere. Difficile invece è il caso della Z. Perché? Perché chi dice che il Furlan ha un momento complicato di robe, non è che è più facile. Allora, intanto la Z per Furlan si interpreta la stessa funzione che ha per Talian, cioè per rendere il suon Z o Z, quindi sort o sonor. E qui anche vi dico una slide con qualche parola di riferimento, vi dico che sono le stesse dal italiano. Benzine, associazione, nazionale, gulizione, sono tutti esempi che avvengono automatici perché sono esattamente i cemut che si dopra anche per italiano. Ma il Furlan, la Z, si dopra anche per un'altra robe. E qui vi dico un'altra slide, un'altra immagine che nos dà l'idea. Dunque, che di Udin hanno nessuna difficoltà a lei Zovin, perché così a disin di che sbandis. Ma se uno è di San Denel, hanno il dis Zovin, al dis Giovin. E se uno è di Spilimberg, per esempio, al di sarà, o di Chiasarse, al di sarà Zovin. Dunque, sono maniere differenti di pronunciare questo suon a seconda delle zone. Per disincerire una coerenza, si è deciso di introdurre la lettera Z anche per rendere questo suon così variabile. E dunque la Z per Furlan ha reso anche la G o la Z in certe situazioni dopradis in un posto in un altro. Ecco un altro esempio, la parola giuc o zuk o zuk. La pronuncia naturalmente cambia di un posto che l'altro, ma la scrittura resta sempre la stessa, si mette la Z. Dunque sta a noi si sin di un paese o di un altro, lei in una certa maniera, ma noi sappiamo che si scrive con la Z. Becca una slide che riassume la sostanza di ciò che io ho appena detto. La Z per Fulan dunque ha funzione per tre suoni differenti. Una è la Z, tipo associazione, tipo nazione. Dopo la Z ha rint il suon Z sonoro, per esempio la benzina, come l'italiano benzina. Ma in cui per Furlan la Z ha rint anche il suon G. Dunque, per esempio, la parola Genova, la parola giovane, italiano, per Furlan diventa in Genue, Giovin, oppure si può dire anche Zovin, Zeno, eccetera, ma sempre si scrive con la Z. Può essere un momento complicato di capire, ma in realtà è una semplificazione. La difficoltà di è che non si usa, perché si usa in italiano avere la lettera G in quei casi, e dunque può creare un po' di confusione, ma chiaramente è una questione di un momentino di fissare bene le regole, di fare un po' di esercizi. Come sempre, l'importante è fare esercizi, e dunque us propongo anche come per salutarsi un piccolo test di provare a ripetere chiase come esercizi proprio, d'accordo? Peluca. Mio Ginar Juan al Giuiave di Ballon, come il vent benzine alla stazione. Chi ves tutto l'armamentari dalla Z, vadi al ben. Ben po' frus, anche per voi è finita, grazie della pazienza che ves avuto con me, se ves voi si torna a vedere la prossima lezione, la che la ring in avanti, come che dit i viodarin che è la normativa regionale sul furlane e continuerin a vedere altri robi sulla lingua furlane. Qualche, insomma, imparà al va sempre bene. Mandi a tutti!